Ecco qua, sei qua col Marco Catoi, che conoscevi da una vita, gioca al ballo insieme e adesso fa carrozziere. Come va Marco? Insomma dai, si tira avanti. Cioè... Non la va come dovrebbe andare. Immagino. Ma scusa, perché non mi spacca pure le macchine o perché li tai rotte? Le tai rotte e poi cambia tante robe sulle macchine. Sì? E cambia che costa troppo i pezzi, invece di proteggere i consumatori non li protegge. In case automobilistiche le fa costare sugli airbag, su tutti, fa costare massa tanti pezzi e nessuno interviene su questo. Ho capito. Le assicurazioni le vuol far cartello, le vuol dare ai carrozzieri, le vuol dare i carrozzieri sfruttando che le ore, sfruttando che i pezzi, sfruttando che tutto. Praticamente ne mette, noi siamo fioi dei contadini o fioi degli operai che ha fatto i carrozzieri, non siamo fioi di avvocati. Chiaro. Ecco. Ma di fatto ti sei stati, dopo che navi a Bertamini, ti sei stati solo il meccanico nell'Oltesarca in pratica? Sì, carrozziere nell'Oltesarca, se noi altri soli. E voi sapete anche la revisione, quelle robe lì, no? No, la revisione non le fanno. Ah, non le fanno? No, fanno qualcosa, ma non proprio, non fanno. E comunque te dici, insomma... Noi fanno mezzi pesanti, ma anche qui che è una crisi abbastanza forte, insomma. Poi bisogna avere attrezzature, bisogna investire, insomma, tanti soldi che in piccolo non la fa uno. Ti lavora anche per l'estero, per cui deriva, no? Te che hai fatto quel... Te che hai restaurato quella... Restaurare anche il camion dei pompieri che gasò, quel vecchio l'abbiamo restaurato noi, insomma. Dopo loro la montano insieme, ma noi abbiamo fatto solo quel che era la carrozzeria. È il lavoro brigoso quello lì? Sì. Dà anche soddisfazione. Lavoro, lei però la soddisfazione ormai... Chiaro. Una volta sì, adesso ormai la soddisfazione che te lavori te con mio fratello, con tuo fratello? Società. Che lei è il Nicola? Nicola. Ecco, mi ricordo bene. E difatti guarda là il Nicola, mi pare, andiamo a beccarlo, guarda lì, che lavora, mette su scotch, insomma... una bella aziendina, dai. Sì, non bisogna lamentarsi, però penso che i piccoli li vuoi far morire tutti. Sempre adesso tornai a una volta quando c'era tutte le stalle nei paesi, e dopo a fare le stalle grosse, e così farà, penso, per sopravvivere, però bisognerà, secondo me, unirsi prima o dopo. Come a fare le banche, come a fare le assicurazioni, come a fare tutte le aziende grosse, quelle che è più furbe di noi. Esatto, allora per potersi anche lanciare il messaggio, magari Boccia che spacca la macchina non vuol dire che la suoi, passi chi da Marco che dirà una giustadina e lascerei via così. Ecco, giusto. Va bene, ciao Marco. Ciao, grazie.